Lo spirito è sempre, diciamo, tra i soliti, un po' di emozione all'inizio del campionato, all'inizio della presentazione della rosa, del lavoro fatto in estate dal direttore, per cui alcuni nomi che prima erano solo scritti su un foglio di carta adesso li vedi di persona, per cui c'è sempre un po' di imbarazzo, un po' di voglia di cominciare, di vedere. A mio avviso questo mi fa bene, perché è quello che penso che un presidente deve avere un po' di emozione, perché fare il presidente per 12 anni, insomma, deve avere sempre una certa emozione. Quello che mi sento adesso di dire è fare intanto il bocca al lupo all'inizio campionato, all'inizio preparazione, lui è tutto da scoprire la società, come si muove, come il nostro nuovo, scusami, Sabalini. Mi auguro che facciamo un buon campionato e facciamo bene, anche perché il Campodarsio ha sempre fatto ottimi risultati, piazzamenti sempre nei primi 3-4, quarto posto di quest'anno, abbiamo vinto una coppa e noi dobbiamo mantenere alta insomma, il nostro screen di vittorie e di risultati. Lì a porta non potevi fare niente. Jacopo, dai un attimo forse parte. Il direttore Fani è tornato da presso. Occhio però, prendete un po' di distanza ragazzi. E poi all'indietro. Devi fare un'alzata laterale, per quanto possibile. È il primo anno che partiamo come sede a Campodarsego, perché dal 1974 la sede era a Reschigliano, la partenza della preparazione è sempre fatta a Reschigliano, quest'anno partiamo a Campodarsego, anche questo è un evento importante, frutto ai lavori che il Comune sta portando avanti del campus sintetico e un centro sportivo importante. Per cui abbiamo deciso di partire qui a Campodarsego, dove è anche il nostro comune, e speriamo che ci porti bene. Occhio, prendi bene le distanze, scivolata centrale. Con alzata. Su.